Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dal 29 ottobre al 1 novembre Dotaviaggi vi propone 4 giorni e 3 notti a Lisbona in Hotel 4 Stelle a sole 395 euro. Amsterdam con volo KLM da Venezia a 320 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. In questo numero, il consueto punto sulla Serie D e l'eccellenza. Per la promozione questa settimana obiettivo sulla neopromossa alla salute, intervista con mister Vladimiro Carraro. UEFO Saltapiave pari e patta, l'opinione dei due allenatori. L'analisi della debacle dell'Ugugnana con la capolista Balò Scaldenigo. Con mister Gabriele Veri abbiamo fatto il punto sull'avvio di stagione del Sindacali in seconda categoria. Mister Versolato ci ha reso noti i progetti del Villanova. Infine parleremo di calcio giovanile con Francesco Ghedini, responsabile del settore tecnico della Giulia Sagittaria. In Serie D il duello continua, Unione Triestina e Mestre non perdono più un colpo e lanciano un segnale importante al campionato, lasciando intendere di poter già innescare una fuga di un certo rilievo davanti ad un gruppo di contendenti che qualche passo falso lo stanno commettendo. Il Tamai si è inchinato davanti al sempre temibile Alto Vicentino, mentre il Cordenons ha finalmente timbrato il primo successo stagionale, regolando per 3-2 l'Abano. In tal modo in Casagranata è ritornata la serenità dopo il difficile avvio di stagione, e questo nonostante la squadra occupi ancora l'ultimo posto in classifica in coabitazione con Pievigina e Montebelluna. In eccellenza e fuga per il San Giorgio Sedico, 3 punti di vantaggio dopo il KO casalingo del Narvesa con il Martellago. In classifica a quota 7 troviamo tutte le maggiori accreditate alla promozione che ancora segnano il passo. Sandonà e Liventina sembrano 2 compagini abbonate ai pareggi, ben 4 a testa nelle prime 5 giornate della stagione. In difficoltà il Porto Mansuè, sconfitto per 3-1 contro il Favaro e che in settimana ha cambiato allenatore affidando nuovamente la guida tecnica a mister Renzo Groppello. Il Portoguaro vola in promozione 4-0 in quel di Fregona e classifica che sorride, Granata a quota 10 nel pieno della zona playoff, la Fossaltesi invece si è inchinata all'Opitergina, domenica arriva la Cenerentola Plavis ancora ferma a quota 0 in una partita assolutamente da vincere. Buono invece l'avvio di stagione della Salute che tra alti e bassi si mantiene a contatto con la zona playoff. E siamo alla Salute con mister Vladimiro Carraro, dunque una squadra che ha iniziato secondo quelle che erano le attese, visto che siete una matricola. Sì, non so se le attese fossero esattamente queste, perché comunque siamo riusciti a fare dei buoni risultati, al di là dell'unica sconfitta a passo falso a Vittorio Veneto, però siamo sicuramente contenti, appunto essendo una matricola siamo riusciti a fare dei risultati positivi e ad esprimere un buon calcio in queste prime 5 partite. Un buon calcio, appunto, considerato che rispetto allo scorso anno la squadra è stata anche profondamente rinnovata. Sì, è stata, diciamo, per
il 50% della rosa è rinnovata, molti giocatori di esperienza nella categoria e anche di una certa età si sono accasati altrove, mentre noi abbiamo in concordato con la società deciso di rinnovare la rosa puntando molto anche sui giovani. L'obiettivo sicuramente iniziale della società è quello di raggiungere la salvezza, cercare di farlo il prima possibile e cercare di far crescere appunto i ragazzi che abbiamo a disposizione per un investimento a lungo termine, ovvero lavorare anche, una volta raggiunto l'obiettivo della salvezza, lavorare anche in prospettiva per la prossima stagione. A livello di percentuale, in quanto a condizione, come siamo? Per quanto riguarda la condizione stiamo facendo un ottimo lavoro e per questo ringrazio anche lo staff, perché comunque per questa categoria ho trovato uno staff di qualità, delle persone molto preparate che mi stanno dando una grossa mano. Abbiamo fissato delle tabelle, soprattutto tenendo conto del fatto che è una squadra giovane, quindi abbiamo fatto dei lavori di un certo tipo e adesso, al di là di qualche piccolo acciacco e qualche piccolo infortunio dovuto alle partite, più che altro stiamo seguendo le tabelle di marcia che ci eravamo prefissati. E domenica arriva lo Spinea, squadra veramente costruita per recitare un ruolo importante in questo campionato. Sì, è una delle candidate sicuramente per rosa, per qualità, per blasone, per esperienza, appunto è una delle candidate alla vittoria finale. Sappiamo che sarà una partita molto difficile, però allo stesso tempo per noi è molto stimolante affrontare squadre di questa caratura e cercheremo sicuramente di dare il massimo, soprattutto per i nostri tifosi e la gente che ci segue. La prima categoria è sempre più nelle mani delle società dell'entroterra veneziano. Ballò, Milanese e Marcon viaggiano col vento in poppa. Sorprende la capolista Ballò, neopromossa e che domenica ha travolto per 7-0 il Luguniana. Nonostante il primo posto in classifica, i milanesi non intendono farsi prendere dai facili entusiasmi e mister Zanon predica tanta umiltà. Comunque il nostro obiettivo resta sempre quello essendo una matricola di tentare la salvezza. Quando siamo arrivati ai punti della salvezza, dopo possiamo essere anche un po' più tranquilli di fare il nostro campionato, ma il nostro obiettivo iniziale è questo: matricola, salvezza, e poi quello che viene più ben venga. Al Caorle non sono bastati 90 minuti sulla metacampo avversaria per avere la meglio del Sant'Elena. Tante le occasioni, ma alla fine sono stati puniti quasi in zona Cesarini. Mister Moreno Tomasello. Ed eccoci a Caorle con mister Moreno Tomasello a raccontare di una settimana che in effetti insomma è iniziata e continuata un po' con l'amaro in bocca per una partita, quella di domenica con il Sant'Elena, persa veramente in modo malaugurato, no? È stato quasi, possiamo dire, un suicidio forse. Avete dominato e poi probabilmente nell'unica occasione concessa avete perso questa partita. Purtroppo questo è il calcio. Niente, l'unico rammarico appunto è questo, che quando incontri certe squadre devi avere la capacità di avere la pazienza di trovare il colpo singolo, ma non è facile, vengono qua a Caorle, si chiudono in 7-8 dietro, non si muovono e diventa tutto difficile, come ripeto, e poi sbagli un colpo, sbagli 2, sbagli 3, sbagli 4 e alla fine il calcio è questo, ti castiga. L'unica cosa che abbiamo commesso un errore difensivo e purtroppo abbiamo perso la partita. Dispiace perché venivamo a 3 partite importanti, c'era la possibilità di avere continuità, questo però ci ha fatto capire che ogni domenica la partita è difficile da gestire, si trovano squadre organizzate dove non mollano un attimo, pazienza, bisogna rimboccarci le maniche e domenica ripartire di nuovo come abbiamo fatto le ultime 3 partite, con 3 vittorie consecutive. Un campionato che dà l'idea di essere ancora più equilibrato rispetto a quello dello scorso anno. Sì, quest'anno ci sono 5-6 squadre che secondo me se la lottano fino in fondo, lo sapevamo, noi abbiamo bastito una squadra per poter arrivare sempre in alto nei playoff o giocarcela fino in fondo, però lo sappiamo, dovevamo fare tutte le partite come ho detto prima e poi sperando che andare al top perché siamo ancora nelle condizioni non ottimali e dopo far capire che ci siamo anche noi. Quindi bisognerà riprendere la marcia, ricominciare la domenica con la Zensonese.
Sì, Zenzona ha perso domenica, perso domenica, andiamo su un campo piccolo, ostico, dove c'è sempre il contatto fisico, dove noi cercheremo di giocare la palla, sarà un po' difficile, bisogna sapersi adeguare anche a questi campi dove ci sarà battaglia e anche là dimostrare che siamo squadra da primi posti in classifica anche su quei momenti difficili come campi come questo. Frenano anche Giulia e Fossalta Piavi, impattando nello scontro diretto che li ha visti opposti in riva all'Emene. Mister Piva, una squadra che è entrata probabilmente in campo un po' timorosa, primi 20 minuti di difficoltà, avete preso il gol, poi siete usciti e nel secondo tempo avete un po' da recriminare anche. Sì, buonasera a tutti, sapevamo il valore del Fossalta, non lo scopriamo certo noi oggi, è una squadra con individualità importanti e un buon gioco, una squadra costruita per vincere il campionato e sapevamo chi incontravamo. Certamente i primi 20 minuti abbiamo sofferto anche un po' troppo, dove loro hanno fatto il gol e hanno creato un'altra occasione, poi siamo usciti dal 20° in poi e tutto il secondo tempo e penso che viste le occasioni, visto il gioco e tutto, meritavamo sicuramente la vittoria noi oggi, però il calcio è questo, bisogna saperlo accettare. Qualche decisione arbitrale un po' così, però va bene così, ok. La classifica è presto per guardarla perché un punto generale si può fare a dicembre, quando è finito il girone d'andata. Diciamo che noi sicuramente non puntiamo a vincere il campionato e ci sono squadre sicuramente molto più attrezzate di noi per poterlo fare. Abbiamo voglia di star lì, dar fastidio a tutte le più forti e quelle sicuramente più attrezzate di noi per poter vincerlo questo campionato. Abbiamo le qualità per far bene, vogliamo fare bene e vogliamo dar fastidio alle squadre cosiddette più forti sicuramente. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo passati in vantaggio credo anche meritatamente, soprattutto i primi 20 minuti, poi ho avuto l'infortunio di Danieli, ero a corto di difensori, purtroppo ho dovuto modificare un po' l'assetto difensivo, ho dovuto mettere un centrocampista come difensore centrale e loro effettivamente il secondo tempo hanno spinto un po' di più rispetto a noi, però credo che il pareggio sia anche giusto. Fossalta Piave, neopromossa, società che comunque sta affrontando questo campionato con grandi ambizioni. Sì, è una società solida, una società che sta programmando, fa le cose fatte bene, per cui è chiaro, abbiamo avuto l'abitudine di vincere in questi anni qua e vale la pena anche di continuare. Certo che insomma, la prima rispetto alla seconda insomma, c'è differenza come qualità di giocatori ma anche qualità fisica, per cui per noi è una cosa nuova e la affrontiamo ogni domenica con l'intento di portare a casa il risultato. La mentalità vincente che abbiamo acquisito in questi anni ci permette tante volte di osare, magari non oggi, però insomma le idee ci sono e la voglia di vincere c'è ancora. In coda sta incominciando a farsi pesante la situazione dell'Ugugnana. Il KO subito con la capolista Ballò ha evidenziato i problemi di una squadra uscita da una rifondazione estiva. Mister Nicola Gallo al termine della partita di domenica. Siamo rimasti in partita per una ventina di minuti, non facendo grandi cose, però siamo rimasti in partita, poi dopo il secondo gol è stato un assoluto crollo. Ecco, questa è la cosa che mi lascia un po' più perplesso e deluso, perché chiaramente noi sappiamo che dobbiamo in tutte le partite lottare, venivamo da una prestazione sicuramente importante che non era stata premiata dal risultato del Cave, quindi c'era la speranza di ripetere una prestazione di quel tipo là, invece è stato totalmente l'opposto. Ecco, ripeto, noi siamo una squadra che dobbiamo sempre lottare al 100%, purtroppo oggi non è stato fatto e il risultato ci penalizza in maniera pesante e ecco, sicuramente questo è l'aspetto più grave della cosa, nel senso che, ripeto, mancando dell'atteggiamento giusto, logicamente poi non abbiamo più lottato, soprattutto dopo aver preso il secondo gol, e quindi questo è il problema principale. È logico, insomma, noi dobbiamo anche capire, ripeto, che dobbiamo lottare, se noi veniamo meno a questa caratteristica poi andiamo incontro o possiamo andare incontro, ma questo vale per tutte le squadre delle batoste di questo tipo, ecco, quindi questo è l'aspetto più deludente della gara di oggi. Ecco. Dobbiamo girare pagina rendendoci comunque conto degli errori che sono stati fatti oggi, a partire dall'atteggiamento, a partire dalla poca convinzione, a partire dall'aver mollato molto prima che finisse la gara. Ecco, questo noi purtroppo non possiamo permettercelo, e quindi questo è quello che noi dobbiamo questo è il punto su cui dobbiamo lavorare. Ecco. Spero appunto che questa prestazione così negativa e
e appunto condita anche un risultato altrettanto negativo, serva, ecco, solo questo, perché poi se noi andiamo a pensare a questa prestazione è chiaro che insomma mentalmente potrebbe essere un problema. Deve servirci da stimolo, chiaramente di cose buone ce ne sono state veramente poche oggi, e quindi ecco, deve essere da stimolo che oggi abbiamo dimostrato quello che non dobbiamo fare, tutto qua. Quindi questo spero che anche ai miei giocatori sia chiaro fin da subito. Ed il torneo di seconda categoria dimostra ancora una volta tutto il suo equilibrio. Dopo la quinta giornata il vertice della classifica si è ricompattato. Bibbione e Treporti si sono divise la posta in palio nello scontro al vertice, permettendo in tal modo al Pramaggiore, che ha espugnato lo Zanuto di San Donà, e al Ponte Crepaldo, che ha travolto una Vigor in grossa difficoltà, di accorciare sulla vetta. In coda il Cesarolo non riesce a cancellare lo zero dalla propria classifica, in crisi anche il Burano alla terza sconfitta consecutiva. E siamo al sindacale con mister Gabriele Verri, un sindacale che ha 4 punti in classifica, un avvio un po' a rilento, ma in effetti avete affrontato gran parte delle squadre che in teoria dovrebbero lottare per la zona playoff. Sì, abbiamo avuto un calendario un po' difficile fin da subito. Tra l'altro noi abbiamo una rosa che purtroppo per motivi anche lavorativi e non si è allenata a tratti, quindi abbiamo dovuto fare delle formazioni un po' forzate, e nonostante questo contro squadre di sicuro valore come Bibbione e Treporti prima di tutto abbiamo fatto buone prestazioni e siamo andati vicini al risultato anche pieno, ma alla fine forse un pareggio era giusto per entrambe, ma purtroppo il calcio è fatto di centimetri, per qualche centimetro, qualche secondo non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Per contro abbiamo fallito 2 partite dove invece i punti potevamo farli, anche domenica scorsa dove vincevamo 2-0, una partita che avevamo iniziato male, è vero, però no, avevamo avuto la fortuna ogni tanto di andare in vantaggio e per poterla portare a casa. Non ci siamo riusciti perché comunque poi abbiamo fatto il secondo, non abbiamo sbagliati, abbiamo preso 2 gol su calci piazzati assurdi e poi ne abbiamo sbagliati altrettanti. Il pareggio pesa ancora adesso, però insomma il campionato è ancora lungo, la squadra è tutta nuova, si può dire, è una squadra molto giovane che ancora deve esprimere il suo reale valore, secondo me. E con una squadra che quando entrerà nel pieno della condizione potrà arrivare dove? Arrivare dopo è difficile. Noi come obiettivo ci siamo posti quello di fare meglio dell'anno scorso, quindi vuol dire dall'8° posto in su, quindi una classe salvezza tranquilla. È ovvio che siccome sono tante squadre, è un campionato piuttosto equilibrato, si spera che le cose vadano dritte, e se le cose vanno dritte, se si ha un po' di fortuna, se i playoff al 5° posto ci si può arrivare. È un obiettivo che la società non è che si pone come obiettivo primario, ma secondo me questo gruppo, se continua a lavorare bene, se dovesse continuare a lavorare bene in una certa maniera, è alla portata come anche alla portata di altri. Quindi essendo un campionato equilibrato in tante ci possono arrivare. Speriamo di essere noi una di quelle, se no insomma l'importante è migliorare il risultato dell'anno scorso e costruire un qualcosa che possa durare nel tempo per poi provarci l'anno prossimo. Domenica prossima? Domenica prossima abbiamo un'altra squadra di vertice, perché io credo che le squadre più forti siano sicuramente Treporti, Bibbione e Ponte Crepaldo. Domenica abbiamo la terza, che è il Ponte Crepaldo. Andiamo lì come avevamo affrontato le altre, cioè col Bibbione l'abbiamo giocata alla pari, col Treporti vincevamo, e speriamo stavolta di essere un po' più fortunati, perlomeno di portare a casa almeno un punto, insomma. C'è da dire che purtroppo andiamo un po' rimaneggiati, un po' acciaccati. Influenze speriamo che insomma colpiscano un po' tutti e anche loro, ma non è questo il punto. Noi non saremo sicuramente al top domenica, ma la voglia c'è. In terza categoria, con il terzo successo consecutivo, la Giussacchese si conferma al vertice della classifica in solitaria, staccando il Cessaldo battuto in casa dall'Eraclea ed il Villanova bloccato sul pari in quel di Biancade. Per lo spazio riservato alla terza categoria siamo a Villanova con mister Versolato. Dunque mister, una squadra la vostra che ha avuto un avvio di stagione soddisfacente. Diciamo che in base al progetto che la società aveva deciso di intraprendere, è una squadra che ha puntato parecchio sui giovani,
Forse i risultati sono andati al di là delle aspettative, una squadra che si sta formando, forgiando, e abbiamo incontrato due o tre formazioni toste, la Sangiorgese, Annonese e l'altra domenica il Biancade e Roncade. Sono venuti i risultati, diciamo che gli episodi ci hanno anche premiato forse più del dovuto, ma in questo momento bisogna prendere, portare a casa e mettere più fieno possibile in cascina. Questo è fondamentalmente il risultato delle prime 3 domeniche, che non fa testo. Sappiamo benissimo che con l'andare avanti andremo a incontrarci con delle società che hanno ambizioni ben diverse dalla nostra. Noi speriamo di far fare esperienza a questi ragazzi, che noi penso che la prima domenica abbiamo giocato con 7 undicesimi nati dal 94 al 99. E quindi pagheranno un po' sicuramente durante la stagione, però se non giocano mai non potranno mai fare esperienza, quindi questo è l'obiettivo della società. Far crescere i giovani, la terza categoria in effetti dovrebbe servire soprattutto a questo. Sì, io non sono mai riuscito a capire perché le società non fanno giocare i ragazzi del proprio vivaio. Se io devo lavorare dai giovanissimi regionali, ipotesi, fino ai juniores e poi non li impiego nelle mie prime squadre, qualcuno sarà bravo per andare in promozione, in eccellenza, in prima categoria, bene, ma gli altri non bisogna perderli, bisogna farli giocare nelle terze categorie, altrimenti vanno a fare gli amatori. Una volta che vanno a fare gli amatori li abbiamo persi sia come giocatori e sia come futuri dirigenti delle società piccole, quindi non credo che sia un vantaggio per nessuna società. E da quest'anno iniziamo anche a far visita ai vivai del Veneto orientale. Siamo a Concordia, all'oratorio Santo Stefano, con il responsabile tecnico Francesco Ghedini, un nuovo arrivo qui in riva all'Emene. Dunque mister, che situazione ha trovato? Vedo che insomma il vento qui a Concordia per quanto riguarda il settore giovanile sta decisamente cambiando. Ho trovato una situazione molto buona dal punto di vista organizzativo, nel senso che ci sono dirigenti, ci sono tecnici, ci sono strutture e anche una disponibilità a migliorarsi sotto l'aspetto dell'organizzazione tecnica, costruire gli allenamenti. Abbiamo già fatto tre incontri, 2 dei quali di formazione, per cui ho trovato una situazione positiva sotto tutti i punti di vista. I numeri, il responsabile organizzativo del settore giovanile, che è Marco Mini, mi dice che abbiamo avuto un aumento di circa una 40 di nuovi tesserati rispetto all'anno precedente, per cui questo è un buon segnale per il territorio, nel senso che se penso possa valere anche per le altre società, proporre dei progetti porta le famiglie e i bambini a ritornare a far calcio, insomma, sul territorio. Ecco, il progetto che avete proposto appunto alle famiglie, di che cosa si tratta nello specifico? Nello specifico quello che è stato proposto negli incontri e che è stato anche reso pubblico per quanto riguarda attraverso il sito è riportare al centro dell'attività del settore giovanile i bambini, i ragazzi, far di loro la centralità da questa centralità partire per riorganizzare tutta l'attività sia dei dirigenti ma anche degli allenatori, per cui il bambino è al centro del progetto, e per cui il progetto educativo sportivo che vuole valorizzare questa risorsa. Giulia Sagittaria, che è sempre all'interno del consorzio del progetto Giovani della Liventina, quindi tutto sommato anche nell'orbita della scuola calcio Inter. Sì, questa convenzione è già in essere dall'anno scorso, è stata rinnovata, così mi dice il Presidente, e per noi è una cosa molto positiva, insomma, avvalersi anche delle risorse tecniche per quanto riguarda la formazione, la nostra società delle conoscenze che ha la Liventina è importante, insomma, non solo per noi ma per i ragazzi stessi. Il futuro del calcio non può che essere questo, cioè non si può prescindere ormai più dal settore giovanile. Se io penso in linea generale a livello nazionale, ma soprattutto nel settore dilettantistico, valorizzare i giovani e ridare una prospettiva di gioco del calcio ai giovani fino all'età adulta, penso sia fondamentale per il calcio dilettantistico del nostro territorio.
puntare sui giovani è un passaggio essenziale. Beh, mister Diego Ceresato, ormai da diversi anni qui tra le file dello staff tecnico del settore giovanile della Giulia Sagittaria, che cosa è cambiato rispetto agli anni passati? È cambiato le metodologie di gioco, le metodologie di spiegare ai ragazzi, di far vedere ai ragazzi delle cose nuove che di solito prima non le facevamo qua a Concordia, avevamo altri metodi di allenamento, diciamo. Dopo vedremo alla fine se saranno più positivi. Sicuramente è un passo importante che stiamo facendo. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Dal 29 ottobre al 1 novembre Dotaviaggi vi propone 4 giorni e 3 notti a Lisbona in Hotel 4 Stelle a sole 395 euro. Amsterdam con volo KLM da Venezia a 320 euro. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.